Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Assolto perché il fatto non sussiste, assoluzione piena per l'editore Mario Ciancio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Si chiude una vicenda giudiziaria durata 7 anni. Emergenza crack. A Palermo inaugurato il primo centro di pronta accoglienza di Aspe Regione. Al TG Sicilia il padre di un giovane morto per overdose. Con questa struttura mio figlio si sarebbe salvato. Il comune di Randazzo sciolto per mafia. Lo sfogo social del sindaco decaduto. La nostra comunità non è mafiosa. Messina Denaro era sfuggito alla cattura 7 anni fa. Emergono nuovi dettagli sulla lunga latitanza del boss, durata 30 anni. Intanto oggi a Palermo è stato ricordato Mario Francese, ucciso dalla mafia 45 anni fa. Sbarco fantasma nell'Agrigentino, c'è un morto, si tratta di un migrante tunisino annegato davanti alla costa di Torre Salsa, Siculiana. Una sessantina gli altri rifugiati approdati e rintracciati dai carabinieri. A Messina si cerca il ladro vandalo soprannominato spaccavetrine che prende di mira gioiellerie e negozi. In allarme i negozianti della città. A Catania nuovi cordoni per il Fercolo di Sant'Agata. L'anno scorso il cordone sinistro si spezzò all'inizio della salita dei Cappuccini, per fortuna senza provocare nessun ferito. Infine calcio, dopo la sconfitta in Coppa Italia, il Catania pensa al campionato e attende domenica il Monopoli al Massimino. Domani invece trasferta a Torre del Greco per il Messina, nella sfida salvezza contro la Turris. Bentrovati. Assolto perché il fatto non sussiste. Formula piena per l'editore Mario Ciancio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Non è mafioso, non ha favorito alcun boss. Mario Ciancio Sanfilippo, editore del quotidiano La Sicilia, è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale del Tribunale di Catania nel processo per concorso esterno celebrato nei confronti proprio dello storico imprenditore ed editore. Accolgo con gioia e soddisfazione il pronunciamento del Tribunale di Catania giunto ad esito di un lunghissimo e assai faticoso percorso nel corso del quale ho sempre serbato rispetto e fiducia nella giustizia, commenta Mario Ciancio. La Procura aveva chiesto una condanna pesante, 12 anni di reclusione e la pena accessoria della confisca dei beni che nel frattempo erano stati dissequestrati e riconsegnati al legittimo proprietario. Il processo iniziato nel 2017 verteva su presunti rapporti con esponenti di spicco di Cosa Nostra e Tnea della famiglia Santa Paola Ercolano. Ipotesi sempre contestata da Ciancio e dai suoi legali, gli avvocati Giulia Bongiorno, Francesco Colotti e Carmelo Peluso. La verità ha trionfato, commentano commossi. Un'avventura durata quasi 7 anni e in esito alla quale possiamo dire che la verità ha trionfato. Il Tribunale ha messo la parola fine a una brutta vicenda nella quale certamente una persona di grande spicco e di grande rilevanza a Catania è stata particolarmente coinvolta. È una delle sentenze più belle da un punto di vista professionale, la commozione è dovuta al risultato certamente, ma anche al pensiero che con questo dispositivo viene restituita dignità a Mario Ciancio Sanfilippo e questo è l'obiettivo più importante. In una prima fase dell'inchiesta la Procura aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, ma il GUP Luigi Barone aveva rigettato la proposta e disposto nuove indagini. Il GUP Gaetana Bernabò di Stefano aveva invece poi rigettato la successiva richiesta di rinvio a giudizio presentata alla Procura e disposto l'archiviazione dell'inchiesta, ma la sua decisione è stata annullata alla Cassazione e il GIP Loredana Pezzino il 1 giugno del 2017 ha disposto il rinvio a giudizio dell'imprenditore ed editore. Nell'ambito della stessa inchiesta, il 22 gennaio del 2022, con decisione della Cassazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura Generale, è diventato definitivo il dissequestro dei beni stimati in 150 milioni di euro, riconducibili a Mario Ciancio Sanfilippo, che era stato disposto dalla Corte d'Appello di Catania, compreso il suo gruppo editoriale. E adesso parliamo invece dell'emergenza crack. A Palermo è stato inaugurato il primo centro di pronta accoglienza di Aspe Regione. Al taglio del nastro anche il governatore Schifani, è presente anche il padre di un ragazzo morto per overdose di crack che dice: con questo centro mio figlio si sarebbe salvato. Marco Gullà. Ok.
Una nuova struttura e un nuovo servizio in grado di offrire assistenza diretta, immediato e tempestivo trattamento, supporto medico, sanitario e sociale alle persone con dipendenza da sostanze stupefacenti, in particolare crack e cocaina. Questo è il centro di pronta accoglienza realizzato da Regione Siciliana e ASP di Palermo all'interno dell'edificio 13 del presidio Pisani di Via La Loggia. Taglio del nastro alla presenza anche del governatore Renato Schifani. Questo è un primo passo molto importante. Io ringrazio la dottoressa Favorone, l'assessore Volo, il dottore Iacolino, il sindaco per la sua collaborazione, perché in questi casi occorre fare squadra. È una emergenza sociale, quella della droga, in particolar modo del crack, delle droghe pesanti, che colpisce famiglie inaspettatamente. Famiglie come quella di Francesco, che ha perso il figlio proprio a causa di un'overdose da crack. Chi soffre arriva alla dipendenza perché ha un grande malessere interiore che ha bisogno di essere assistito e curato in modo adeguato, cosa che non è avvenuta per il mio Giulio. Quindi io oggi sono da una parte sono felice, dall'altra sono arrabbiato perché Giulio, se ci fosse stata una struttura come questa, probabilmente sarebbe stato aiutato in modo adeguato. Il centro di pronta accoglienza, nel quale lavorerà un'equipe multiprofessionale di 23 operatori, si pone come una struttura intermedia tra la strada, le aree di emergenza e le strutture terapeutiche maggiormente specializzate. E restiamo a Palermo perché ci sono stati 2 episodi di accoltellamento. Un giovane di 25 anni è stato ferito a coltellate nei pressi del pub Officina la notte scorsa, attorno all'1:30. Si trova adesso ricoverato al civico appunto di Palermo, non è in pericolo di vita ma ha 3 ferite all'addome. L'episodio è avvenuto a pochi passi da via Isidoro La Lumia, dove nelle scorse settimane sono stati esplosi, ricorderete, i colpi di pistola in aria, e in via Pasquale Calvi, dove è stato ucciso invece Lino Celesia. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato in via Giuseppe Puglisi da 5 persone che non conosceva, armate di coltello e manganello. Nel quartiere Noce invece è stato accoltellato un altro uomo, in questo caso di 47 anni, che è ricoverato adesso al Policlinico di Palermo. L'uomo ha raccontato agli agenti di polizia che stava separando 2 persone che litigavano quando è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome e alla gamba. E adesso invece parliamo del comune di Randazzo, perché il prefetto di Catania, su delega del ministro dell'interno Piantedosi, appunto ha sciolto il comune per infiltrazioni mafiose. Il sindaco decaduto Sgroi si sfoga su Facebook e dice: è un atto che infanga il buon nome e la reputazione del comune, di una comunità che non è mafiosa. Sentiamo. La notizia per alcuni è piombata come una doccia fredda, per altri costituisce la logica conseguenza dell'ispezione avviata lo scorso marzo per volontà del prefetto di Catania. Il comune di Randazzo è stato sciolto per mafia. La decisione del Consiglio dei Ministri. Il sindaco Francesco Sgroi affida a Facebook il suo sfogo. È un atto che infanga il buon nome e la reputazione di un comune, di una comunità che non è mafiosa. Attendo di conoscere in dettaglio le motivazioni. Tutto è nato dall'operazione Terra Bruciata dell'ottobre 2022, con 21 persone accusate di mafia ed estorsione, durante la quale sono emersi coinvolgimenti del sindaco Francesco Sgroi e del presidente del Consiglio Comunale Carmelo Scalisi, accusati per scambio politico mafioso. Accuse poi per entrambi archiviate per infondatezza della notizia di reato. Da qui, nei mesi scorsi, l'atteggiamento fiducioso del primo cittadino. Ma la Commissione ha esaminato atti, delibere, ascoltato dipendenti e amministratori. Un lavoro svolto con il massimo riservo e che ha accertato forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione locale, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Così il prefetto Maria Carmela Librizzi, su delega del ministro dell'interno Piantedosi, ha firmato lo scioglimento dell'amministrazione comunale. A Randazzo arriveranno 3 commissari prefettizi che assumeranno temporaneamente le funzioni del Consiglio Comunale sciolto e della Giunta fino alla convocazione di nuove elezioni tra 18 mesi. Nel frattempo, le indagini delle forze dell'ordine e della magistratura proseguiranno, con l'obiettivo di fare piena luce su eventuali responsabilità penali. Ed emergono invece nuovi dettagli sulla lunga latitanza di Matteo Messina Denaro. Li sentiamo nel servizio di Laura Spanò.
Era sicuro Matteo Messina Denaro che rimanendo nel trapanese nessuno lo avrebbe mai tradito e quindi nessuno lo avrebbe mai trovato. La prova è il fatto che per 30 anni ha vissuto in modo spregiudicato la sua vita da latitante, beffandosi di quanti lo hanno cercato notte e giorno nel triangolo d'oro della provincia, quel Belice impoverito che è rimasto a fianco del boss. Ma non solo, viveva a Campobello da 4-5 anni e questo nonostante questo paese e la vicina Castelvetrano fossero oggetto di continui blitz delle forze dell'ordine. Ora si apprende che Messina Denaro fu fermato in un posto di blocco ma non fu riconosciuto. È stato attraverso una serie di controlli incrociati che è venuta fuori quest'ultima verità sulla latitanza del boss. Tra le carte sequestrate nel covo di Vicolo San Nicola a Campobello di Mazara, gli investigatori che indagano alla ricerca dei fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza del boss hanno rinvenuto numerose carte d'identità false. Tra queste è spuntata fuori anche quella che 7 anni fa i carabinieri controllarono nel corso di un posto di blocco nel Trapanese. I militari in servizio non riconobbero però la loro latitante. Tutto sembrava in regola e Messina Denaro continuò ad essere una primola rossa. Ma non solo, in uno dei 1000 pizzini rinvenuti sempre in quella casa, lo stesso boss derideva le forze dell'ordine perché non avevano materiale sufficiente che lo potesse in qualche modo individuare. Su di lui infatti c'erano solo vecchie foto. Scardinare un muro così solido creato in 30 anni non sarà facile per quanti indagano. La mole di documenti in loro possesso e l'incrocio di questi con altre attività investigative però presto potrà dare i risultati sperati. L'altro fronte di indagine riguarda le famiglie mafiose della provincia. Morto Messina Denaro, non è escluso che già si siano o stiano organizzandosi per la creazione di una nuova cupola con un nuovo capo. Qui la mafia nel tempo ha sempre saputo rigenerarsi. E intanto la mafia il 26 gennaio di 45 anni fa uccideva a Palermo il cronista giudiziario del Giornale di Sicilia Mario Francese. Le parole del figlio Giulio: il buon giornalismo è necessario in questa società. Giusy Lazzara. Giornalista appassionato e meticoloso, capace di svelare gli intrecci criminali che toccavano la Sicilia negli anni 70. Il 26 gennaio di 45 anni fa la mafia uccideva a Palermo il cronista giudiziario del Giornale di Sicilia Mario Francese. In questo anniversario il ricordo della sua figura è l'occasione per ribadire il ruolo della libera informazione nella ricerca della verità e della giustizia, per una società che abbia al centro i valori della libertà. Per il suo omicidio sono stati condannati Rina, Bagarella e Provenzano. La cerimonia di oggi si è tenuta in Viale Campania, dove scattò l'agguato di Cosa Nostra. Ad organizzarla è stata l'Associazione Siciliana della Stampa e Giulio Francese, anche lui giornalista, che ha ricordato l'impegno professionale e civile del padre. Mio padre rappresenta un modello, ma anche un mondo di valori. Ci fa capire che il buon giornalismo è necessario a questa società e nonostante il mondo sia cambiato e con esso il giornalismo, per fare buon giornalismo le vecchie regole sono sempre valide. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ricorda ai giornalisti che pagano sempre un prezzo altissimo per il solo fatto di fare il proprio mestiere, quello di informare, che non fa comodo a certi poteri. E adesso parliamo dei migranti. C'è ancora un morto in mare, il cadavere di un tunisino che è stato recuperato dopo un tragico sbarco a Torre Salsa in provincia di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. A Siculiana, a Torre Salsa, nottetempo sono sbarcati alcuni migranti che hanno eluso i controlli in mare. È stato un cosiddetto sbarco fantasma, non ricorrente da tempo lungo la costa agrigentina. Forse la barca utilizzata per la traversata si è capovolta a riva, provocando degli incidenti. Infatti, intorno alle ore 5 del mattino è stato recuperato un cadavere. Al cimitero di Siculiana il dottor Claudio Lombardo ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Purtroppo è un tunisino di 49 anni ed è morto affogato in maniera certa. Aveva molti vestiti addosso che ha cercato di disfarsene, ma l'acqua fredda e la notte lo hanno travolto ed è morto. Nel frattempo 5 migranti sono stati intercettati dopo l'alba a piedi. Carabinieri e polizia hanno arrestato uno dei 5 perché, già espulso, è rientrato illegalmente in Italia. Hanno raccontato che sulla barca hanno viaggiato una ventina di persone.
E sono stati 2, non 1, gli sbarchi di migranti a Torre Salsa Siculiana, appunto nell'Agrigentino. Oltre all'imbarcazione bianca e azzurra lasciata alla deriva, è stato ritrovato e sequestrato anche un piccolo gommone. È mistero su quanti effettivamente fossero i migranti sui 2 natanti. C'è chi parla di una ventina su un'imbarcazione, chi invece genericamente di una sessantina. Dopo questa precisazione invece torniamo al caso Bivona. Abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura italiana, la stessa fiducia che rinnoviamo oggi sperando che possa finalmente fornirci la verità e la giustizia che cerchiamo da 30 mesi. È quanto affermano in una nota appunto i familiari di Anthony Bivona, il 24enne di Adrano, in provincia di Catania, trovato morto il 18 luglio scorso sulle scale del suo appartamento in Germania, commentando la decisione del GIP di Roma che ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, chiedendo invece nuove indagini. E c'è stata invece una aggressione nel carcere di Augusta, nel Siracusano. Secondo quanto riferito dalla segreteria provinciale del SIPE, un detenuto ha picchiato un agente della polizia penitenziaria nel reparto di isolamento della struttura. La vittima è stata condotta in ospedale, aggiunge il SIPE, che condanna l'ennesima aggressione verso il personale appunto di polizia penitenziaria. E adesso invece andiamo a Messina, dove si susseguono senza tregua le spaccate delle vetrine. Prese di mira gioiellerie e negozi, l'allarme dura da tempo, ma il ladro vandalo, che ormai è stato soprannominato lo spaccavetrine, non è stato ancora catturato. Francesco Triolo. Incappucciato, armato di mazzotto, ormai a Messina lo hanno soprannominato lo spaccavetrine. Da oltre 2 mesi la notte prende di mira le vetrate delle attività commerciali, soprattutto qui, nelle vie del centro. Per molti commercianti è stato più esoso il danno del vetro rotto che l'entità del furto subito. Sì, anche perché abbiamo subito tempo fa anche noi purtroppo un furto, una rapina, ci hanno rotto il vetro e ho saputo che anche i miei colleghi qui vicini hanno avuto lo stesso problema. No, in effetti noi per fortuna no. Quindi speriamo che non arrivi anche qui. C'è preoccupazione però, ne state parlando anche con i colleghi? No, ho saputo di vari locali che comunque hanno subito questo, però non è stato identificato, spero che lo trovino in modo che non possa succedere più. Avete sentito dello spaccavetrine? Sì, l'abbiamo sentito. Preoccupazione, paura? Un po' sì, c'è un po' di paura. Qualche videocamera di sorveglianza dei negozi lo ha immortalato in azione. Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine, dove sono state presentate decine di denunce, sia ai carabinieri che alla questura, ma ancora l'autore di queste effrazioni non ha un volto o un nome. E a Catania arrivano nuovi cordoni per il Fercolo di Sant'Agata, ancora imballati, verranno posizionati il 4 febbraio per l'uscita appunto della Santa. L'anno scorso si era spezzato il cordone sinistro all'inizio della salita dei Cappuccini e la processione era ripresa poi dopo la sostituzione provvisoria. Eva Spampinato. Eccoli i nuovi cordoni del Fercolo di Sant'Agata, sono ancora imballati e pronti per essere inseriti in questi ganci, uno rosso e uno verde. Diventeranno il motore umano che muove il Fercolo, alimentato dalla passione dei devoti. L'anno scorso il cordone sinistro si spezzò all'inizio della salita dei Cappuccini, un evento mai accaduto prima nella storia della festa, ma che per fortuna non provocò alcun ferito. Il comitato della festa di Sant'Agata ha acquistato i cordoni nuovi, visto che quelli vecchi che erano stati comprati nel 2003, oramai, visto la rottura, erano arrivati al punto massimo di rottura, perciò andavano sostituiti. Quindi hanno acquistato i nuovi cordoni e quelli sono stati ripiombati, risistemati e li teniamo di riserva. I cordoni, considerati sacri dai devoti, sono composti da un intreccio di canapa dal diametro di circa 5 cm. Sono lunghi 120 metri il destro e 125 metri il sinistro, con a capo le cosiddette maniglie. Adesso provvederemo alla piombatura affinché il cordone sia pronto per poter andare in processione
commozione e tirare il fercolo di Sant'Agata. Dopodiché il 4 mattina, come da tradizione, apriremo Casavara, usciranno i cordoni per primi e poi si procederà con l'uscita del fercolo. Questa mattina Claudio Consoli, che da 10 anni riveste il ruolo di maestro del fercolo, era intento a lucidare il tempietto costruito interamente in argento agli inizi del Cinquecento, mentre la manutenzione ordinaria del fercolo prosegue già da giorni, sotto lo sguardo di turisti e catanesi che si fermano ad osservare davanti Casavara. I cordoni, lo sappiamo, sono benedetti, ma quindi verranno benedetti il giorno 4 nel momento in cui si utilizzano? Nel momento in cui si attaccherà al fercolo già automaticamente saranno benedetti. E sempre a Catania, giro di vite contro le discariche abusive. Il comune infatti ha riattivato le telecamere per stanare gli incivili e ha avviato la bonifica di via Fondo Romeo. Vediamo cosa è cambiato in questo servizio di Tonino De Mana. Vi proponiamo due immagini, la prima con la telecamera spenta, l'altra con la telecamera accesa. È evidente la differenza che conferma l'importanza della repressione. In via Fondo Romeo a Catania si è dovuti ricorrere alle maniere forti con il supporto della tecnologia per evitare il proliferare di discariche abusive. Dopo anni in modalità offline a causa anche di intoppi burocratici, finalmente l'occhio elettronico è stato riattivato e ha già beccato decine di incivili che si sono visti recapitare salate multe. Contestualmente, in attesa di completare l'opera di bonifica fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, sono stati posizionati grossi blocchi di pietra. L'obiettivo in questo caso è evitare che mezzi grandi e piccoli potessero continuare a scaricare rifiuti di ogni tipo. Numerosi dispositivi di sorveglianza attivi, ma dove non arriva la telecamera, lo scenario è il solito con sacchetto selvaggio che continua a colpire. C'è chi ha scaricato un grosso materasso a ridosso della curva ed altro materiale è stato disseminato sul tratto non coperto dall'occhio elettronico. Poco più avanti è decisamente migliorata la situazione in via Calliope, dove però è ben visibile una roulotte. Parcheggio videosorvegliato o ennesima sfida alle istituzioni? Intanto tutto scorre nel torrente Acquicella con plastica, rifiuti, scarti edili e vetro che si riversano nel letto del fiume ed inevitabilmente finiscono in mare. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio, della Catania e del Messina. Tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora una volta ben trovati. Adesso il calcio, parliamo del Catania. Dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Rimini, appunto i rossazzurri pensano al campionato. Domenica sera arriva il Monopoli, intanto si continua anche a lavorare sotto traccia sul mercato. Francesco Triolo. La sconfitta di Rimini da archiviare subito, recuperare le energie e buttarsi nel campionato per ritrovare fiducia e certezze. Il Catania già nel mirino, il Monopoli in una sfida, quella di domenica sera, che la vedrà opposta ad una squadra che ha necessità di punti per togliersi dalla zona bassa della classifica. Se qualcuno pensa che i pugliesi possono lasciare spazio o concedere qualcosa facilmente, insomma, si sbaglia di grosso e allora servirà il Catania migliore col piglio da grande, quell'atteggiamento che Lucarelli sta cercando di costruire. Peraltro è diventato il nuovo centro del gioco, a prescindere da chi lo sostiene da dietro. Zanellato, Quaini piuttosto che Welbeck. L'ex livornese e Chiricò, uno degli oggetti del desiderio di tante società, possono rappresentare iniezioni di fantasia e si è visto anche in Coppa. Il mercato ancora può cambiare assetti, ma non di molto. Il Catania ha chiuso per Teio De Benevento, ma prima deve far uscire qualcuno come l'esterno offensivo Marsura, i centrocampisti Ladinetti e Rizzo, il difensore Mazzotta, il jolly di centrocampo Rocca che però ha detto no al Benevento, oltre a Bocic. Ecco, su Bocic si sta costruendo l'operazione di mercato per portare Artistico in rosso-azzurro. L'offerta del Catania è Bocic più soldi, ma la Virtus chiede una cifra vicina al €1.000.000, oltre Bocic, e la possibilità di tenere Artistico sino alla fine della stagione. Si sta lavorando. Le attenzioni inoltre sono rivolte verso Kevin Averi, 21enne, albanese dell'Ascoli, il cui cartellino è di proprietà del Torino. Trasferta invece a Torre del Greco domani sera per il Messina, atteso dallo scontro salvezza contro la Turris. I giallorossi inseguono il terzo risultato positivo consecutivo dopo le vittorie contro Casertana e Taranto. Sergio Colosi. Dai testacoda agli spareggi salvezza, il passo è breve per il Messina che dopo aver regolato con inattesa facilità Casertana e Taranto è impegnato domani sera a Torre del Greco e sabato prossimo al Francoscoglio contro la Virtus Francavilla, formazione all'inseguimento dei giallorossi.
Una piccola fetta di permanenza senza passare dai play-out dipende dall'esito dei due confronti. Il Messina domani sera è atteso da una gara complicata sotto tutti i punti di vista, ambientale compreso. Turris con 5 punti di ritardo dai peloritani e la novità Leonardo Menichini in panchina dopo l'esonero di Caneo. Della squadra in salute, capolista a sorpresa nelle prime giornate, è rimasto ben poco. Pronti al rientro dall'inizio Ortisi sulla fascia e Franco in mezzo al campo a far coppia con Frisenna. Mancherà ancora Firenze, dopo la febbre è diventato papà. Confermato per la terza volta consecutiva, quarta assoluta, il modulo 4-2-3-1. In attacco 3 intoccabili, Rosafi e Mausso e Zunno. Un dubbio, Plescio Luciani col primo favorito e un escluso Nino Ragusa messo sul mercato. Precedenti favorevoli ai campani con 8 successi, 5 pareggi e l'unica vittoria giallorossa firmata 23 anni fa da Enrico Buonocore. Ed è tutto per questa edizione, il TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti voi su Antenna Sicilia.